Quando uno ha un microfono in mano dovrebbe parlare. Più che parlare bisognerebbe dire qualcosa. Sembra facile, ma non lo è. E ho seguito veramente con grande interesse tutti gli interventi. E ho visto anche con quanta fatica si è andati verso l'individuazione delle cause, perché molte volte ci si ferma agli effetti. Probabilmente ci è andato molto vicino il Presidente della Camera di Commercio, mi ha fatto piacere. Io conoscevo i suoi predecessori, mi ha fatto piacere conoscere anche lei, andavo da loro molto frequentemente, vorrei che anche lei aprisse una porta, io andrò a trovarlo, veramente. Allora, probabilmente io rifletto appunto sulle cause. Forse sfugge a molti che noi stiamo vivendo un cambiamento di sistema epocale. Passare da un sistema di economia di autoconsumo che mai ha tenuto conto del mercato se non nel baratto, nello scambio. Io ho conosciuto questo tipo di società e qualcuno lo ha detto che tutto quello che si produceva in Sardegna, gran parte di quello che si produceva, lo consumavamo noi sardi stessi. Adesso siamo aggrediti da un sistema nel quale noi non siamo riusciti ad entrare. Dobbiamo riconoscerlo questo. C'è mancata questa capacità, sia a livello politico, sia a livello di varie organizzazioni e di istituzioni in generale, c'è mancata questa capacità di far fronte a questa specie di tsunami che sta travolgendo le società produttive o gli apparati produttivi di qualunque regione nel mondo, forse, non solo in Sardegna. Quindi se riusciamo veramente ad entrare dentro il problema, sapremo anche come affrontarlo. È fondamentale, secondo me, che riprendiamo a consumare i nostri prodotti e poi, di conseguenza, farli consumare anche ai nostri ospiti. Qui, carissimi tutti, esiste nel mondo forse, ma in particolare in Sardegna, una delle poche possibilità e prospettive di sviluppo economico che si lega allo sviluppo dell'economia turistica. Io qualche giorno fa ero in Costa Smeralda, ahimè sono tornato profondamente amareggiato e deluso, proprio perché nei vari giri che ho fatto, e ho girato parecchio, difficilmente trovavo presenza sarda, anche di persone probabilmente. La maggior parte vengono da fuori e sono persone attrezzate anche economicamente, però non consumano sardo, non siamo presenti. Io sono un piccolo microproduttore di vini e nonostante ho fatto un'esperienza molto, molto concreta nell'organizzazione dei nuovi GAL, mi sono documentato sotto vari aspetti, ho scoperto che all'interno del nostro GAL ci sono oltre 50 istituzioni presenti, compreso il GAL, forse con l'istituzione GAL siamo anche di più. Io produco tutti gli anni all'incirca 30.000 litri di vino. Ho scoperto che nel nostro GAL ci sono 40.000 persone, 44 comuni, quindi 44 sindaci, naturalmente 2 province, quindi come istituzioni abbondiamo di sicuro. Io non riesco a vendere nel territorio, o riesco a vendere pochissimi litri di vino, potrei dire forse non arrivo a 1.000 litri di vino. Gli altri 29.000, se fossero così, devo arrabattarmi a cercare mercato fuori. Con i 40.000 abitanti del GAL, se ogni abitante del GAL consumasse
1 litro del mio vino all'anno, non dico tutti i giorni, ogni abitante 1 litro di vino all'anno, a me non basterebbe il vino. Siamo una cantinetta con tutti i crismi, con tutte le regole, produciamo anche un buon prodotto ed è regolarmente ignorato dai nostri stessi consumatori, dai nostri stessi cittadini. Ovunque, quando faccio giri nei ristoranti, negli agriturismi, dovunque ci sono posti che ricevono clienti, difficilmente si trovano non solo il mio vino, ma vini sardi. Siamo sepolti da prodotti che vengono da fuori. Allora, questo è il punto di domanda serio, chi deve fare qualcosa per contrastare questo tipo di aggressione, questo tipo di sistema che ci sta distruggendo, non solo nell'economia. Dietro un'economia c'è sempre un'identità, c'è sempre una risorsa umana. Noi con questa economia stiamo distruggendo anche la risorsa umana, la nostra professionalità, la nostra storia. Quindi è un fatto serio, molto serio. Io riconosco e apprezzo l'iniziativa di questo comune, di questo incontro che abbiamo fatto e ne raccolgo gli aspetti positivi, e sono estremamente positivi, perché ci ha consentito di confrontarci. Nessuno di chi ha parlato, compreso il sottoscritto, ha la verità in tasca e la soluzione di questo grandissimo problema. Però se cominciamo almeno a ragionarci, a parlarne tra noi e con le nostre istituzioni, probabilmente si riuscirà ad imbroccare la strada giusta e risalire la china. Speriamo prima anche del settennato che ha annunciato il Presidente della Camera di Commercio. Ce lo auguriamo veramente, che inizi da subito questa risalita. Si tratta di salvare l'economia e, ripeto, la nostra identità. Grazie. Grazie a Lilliu. Ma anzi, sulla storia dei vini direi che forse è l'unico settore dove siamo presenti nei ristoranti, tranne quando vi vendono il vino cosiddetto della casa, quello è in botticelle di rovere che vengono fornite, però qui c'è la colpa delle cantine sarde e dei produttori sardi, perché in molti ristoranti ci sono le botticelle di vino che arriva dal Trentino, già pronte, aprono il rubinetto e diventa vino della casa. Bisogna attrezzarsi, però per gli altri vini credo, non so se Mimmo Zedda o Giancarlo mi possono dare conferma, credo che il 90% dei vini che si consumano nei ristoranti sardi siano più o meno sardi, insomma. Se non è il 90 sarà l'85, ma non è il disastro, il baratro degli altri prodotti, ecco, non è come i pesci o la carne, o l'olio è un disastro, l'olio è vero che siamo malati di esterofilie, di olivi prodotti con oli extracomunitari o comunitari. Chi vuole parlare? Perché poi c'è qualcuno qui da questo tavolo che vuole riintervenire, ci chiede se è in corso che in Giovanni Buru, prego, grazie.